Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Sicilia in zona bianca. Da lunedì 14 la Sicilia sarà in zona bianca insieme ad altre 16 regioni italiane. Rimangono in zona gialla soltanto la Calabria, il Lazio, le Marche e la Sardegna. Il paradosso è che ci troviamo dopo parecchie settimane di fronte a un nuovo innalzamento dei contagi, lieve ma non è più discesa. Il passaggio dalla zona gialla alla zona bianca è comunque di natura soltanto psicologica, atteso che non cambia assolutamente nulla e che molte delle restrizioni esistenti valide per tutte le zone dovrebbero comunque scomparire già dal mese di aprile, con la fine dello stato d'emergenza legato alla pandemia. Le imprese edili rischiano il blocco totale. Il caro carburanti, gas ed energia, i prezzi alle stelle delle materie prime, la difficoltà a reperirle e la chiusura degli impianti di produzione strozzati dal caro bollette rendono impossibile proseguire le attività dei cantieri e costringono le imprese edili siciliane a sospendere tutto e a porre il personale in cassa integrazione per difficoltà di approvvigionamento dei materiali. È a rischio la sopravvivenza dell'intero comparto, lo annuncia Santo Cutrone, presidente di ANCE Sicilia. È persino a rischio la possibilità di completare le opere del PNRR entro le scadenze concordate con l'Unione Europea. Servono misure vere di emergenza, è il grido di allarme del presidente dei costruttori siciliani. Non possiamo più attendere, i prezzi di bitume, acciaio e alluminio sono inarrivabili, tutti gli altri materiali scarseggiano e sono troppo cari. Cutrone rivolge un appello al governatore Nello Musumeci, al governo regionale, ai deputati dell'Arse e ai parlamentari nazionali eletti in Sicilia, affinché tutti insieme pressino sul governo nazionale e su Camera e Senato perché siano dotate tutte le necessarie misure per calmierare i prezzi e per compensare adeguatamente gli aumenti intervenuti in fase di avanzamento dei lavori. Incontro Armao Confindustria Sicilia. L'assessore regionale all'economia Gaetano Armao ha incontrato ieri, assieme al management di Irfis Finsicilia, i vertici di Confindustria Sicilia e Sicindustria e i due commissari ZES della Sicilia sui temi della crisi energetica e di approvvigionamento delle materie prime. Presenti all'incontro nella sede dell'assessorato dell'economia il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e i vicepresidenti di Confindustria Sicilia Antonello Biriaco e Gregori Buongiorno. Le imprese siciliane non usciranno vive da questa crisi, dicono i rappresentanti degli imprenditori. I rincari delle materie prime e l'aumento incontrollabile dei costi dell'energia, del gas, del carburante sono per noi il colpo di grazia. Le previsioni sono funeste, 20 milioni di ore di cassa integrazione. Non ci saranno vie d'uscita, non se le imprese resteranno sole e se il governo regionale non interverrà in maniera netta, convinta e drastica. Confindustria Sicilia chiede risorse per la decontribuzione. Serve 1 miliardo, non sono soldi che vanno alle imprese, ma che servono alla diminuzione del costo dei lavoratori. L'assessore Armao ha da parte sua assicurato che il governo Musumeci sosterrà le imprese e l'occupazione in Sicilia, con tutte le risorse disponibili e le misure saranno inserite nella legge di stabilità che deve essere approvata entro la fine di aprile per contrastare l'impatto della crisi energetica e del rialzo dei costi delle materie prime. Coldiretti, annata dura per il grano siciliano. Nel primo trimestre del 2021 la Sicilia ha importato cereali dall'Ucraina per oltre 1.800.000 euro. Le importazioni riguardano soprattutto il grano tenero e mais, ma con quella che si prevede un'annata difficile per il grano siciliano si ridurranno tutte le scorte. Nella nostra regione, sottolinea Coldiretti Sicilia, l'anno scorso su circa 265.000 ettari sono stati prodotti oltre 7 milioni di quintali di grano duro. Rispetto al 2020 non si è seminato in centinaia di ettari e negli ultimi 15 anni sono migliaia quelli non più coltivati a cereali. La superficie a grano duro nel 2009 superava infatti i 300.000 ettari. Il nostro grano, prosegue Coldiretti Sicilia, va in altre regioni perché manca il segmento della trasformazione. Mandiamo grano, torna la pasta e la paghiamo di più. Questo è un anno difficile per i cerealicoltori. Aggiunge ancora Coldiretti Sicilia. Il maltempo dei mesi scorsi ha provocato il ritardo
della semina per via dei campi allagati. L'annata sta continuando peggio a causa degli altissimi costi di produzione già moltiplicati, soprattutto quelli dei concimi e dei carburanti. In molte zone poi la siccità sta rallentando molto la crescita. Negli ultimi 20 anni il prezzo del grano è stato talmente irrisorio che molti agricoltori hanno anche smesso di produrlo. Il grano duro italiano, conclude Coldiretti Sicilia, è pagato agli agricoltori nazionali meno di quello proveniente dall'estero, da paesi come il Canada, dove è coltivato peraltro con l'uso del diserbante chimico glifosato in pre-raccolta, vietato in Italia. A Scirreale, nuova fermata, in treno come in metro verso Catania. A Scirreale avrà presto una nuova fermata ferroviaria, un altro impegno assunto dal mio governo nel 2018 che adesso si concretizza, lo afferma il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che rende nota la pubblicazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana della procedura per affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova fermata ferroviaria di Scirreale Bellavista. Con la nuova fermata ferroviaria Scirreale Bellavista, aggiunge l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, l'intera linea tra Giarra e il capoluogo etneo assumerà la funzione di moderna metropolitana di superficie. L'appalto, dal valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, scaturisce dall'intesa raggiunta nel 2018 tra la Regione Siciliana, Rete Ferroviaria Italiana e Comune di Scirreale per realizzare uno scalo ferroviario meglio collegato alla città. Sarà possibile, conclude Falcone, raggiungere in 10 minuti il centro di Catania e in una ventina di minuti l'aeroporto etneo grazie alla fermata Fontana Rossa, realizzata nel 2021. A Marsala una classe composta da figli di pregiudicati? Un'intera classe di prima elementare a Marsala composta da alunni che sono tutti figli di pregiudicati. A segnalarlo alla Commissione regionale antimafia è stato Salvatore Ingui, direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Palermo, sentito in audizione il 14 settembre dell'anno scorso, nel corso di un'inchiesta sulla condizione dei minori. Secca la replica del Presidente della Commissione Claudio Fava, come emerge dalla relazione finale. Questa è una cosa che merita di essere rapidamente segnalata perché mi sembra l'opposto di ciò che dovrebbe rappresentare il messaggio educativo di una scuola. È importante capire se questo precedente sia un caso isolato, altrimenti sarebbe il segno di una sorta di rassegnazione istituzionale al destino già segnato di quei ragazzi e al contesto sociale in cui crescono. Spero che non sia vero, sarebbe molto grave, ha dichiarato il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che arriverà un'ispezione per appurare i fatti e le eventuali responsabilità, ma la scuola smentisce. In merito alle notizie diffuse oggi sulla stampa sulla classe ghetto a Marsala, intendo annunciare che ho già adito le vie legali a difesa del buon nome dell'istituzione scolastica, di cui sono dirigente, per querelare per le dichiarazioni false, tendenziose e prive di fondamento. Lo dice la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo, che comprende la scuola primaria, al centro del caso. Vendono la figlia 14enne in cambio di cibo e denaro. Una storia triste e terribile di degrado e profonda miseria scoperta in provincia di Catania. Padre e madre vendevano in cambio di cibo e soldi la figlia 14enne ad un amico di famiglia, inducendola con violenza e minacce ad intrattenere con lui una relazione anche sessuale. In seguito ad intercettazioni sono stati arrestati i genitori della bambina e l'uomo con il quale era costretta a convivere. La coppia avrebbe anche rimproverato e picchiato la figlia affinché, tra virgolette, si comportasse bene con l'uomo. I reati ipotizzati sono concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana a notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.